Nuoro, fin dal passato, è stata sempre ritenuta una fucina di belle voci. Belle voci che purtroppo per vari motivi, soprattutto economici, non hanno avuto la possibilità di perfezionarsi con specifici studi e intraprendere un'adeguata e meritata carriera artistica. Quali sono i motivi? Certo, Nuoro nel passato, parlo del secondo dopoguerra, dando per certo che indubbiamente anche prima ci sono state delle belle voci, soprattutto nel cosiddetto genere popolare, cioè canto tradizionale, a partire dagli anni 50-60, in tempi non certo facili, in una città dove mancava tutto, figuriamoci un liceo musicale e tantomeno un conservatorio, si formò una fucina di belle voci che purtroppo per vari motivi, soprattutto economici e motivi di famiglia, come vedremo, non poterono intraprendere o intrapresero in parte una auspicata e meritata carriera artistica, visto le grandi capacità vocali dimostrate. Vuole farci qualche nome? Ma se ne potrebbero fare diversi, ma vorrei citare soprattutto quelli più significativi, cioè quello di Nedo Perisino e dei fratelli Giuseppe e Diego Tanks, tre bellissime voci nuoresi. Nedo Perisino svolse un'attività artistica come tenore, un'attività che purtroppo bisogna dire di ripiego, dal momento che avrebbe meritato più ambiti traguardi come tenore lirico, viste le grandi capacità canore dimostrate, anche se bisogna riconoscere che arrivò a livelli non certo trascurabili, entrando a far parte del prestigioso coro della Cappella Sistina in Vaticano. Come si svolse la carriera canora di Nedo Pirisino? Vede, fare la storia della carriera di Nedo Perisino è come rileggere una pagina del libro Cuore. È la storia di un ragazzo poverissimo, un ragazzo figlio di un umile operaio che possedeva un'unica ricchezza nella sua triste esistenza, la sua voce. Una voce tenorile e bellissima, una voce come i vecchi nuoresi ricordano che fresca e limpida si diffondeva spesso sotto le volte della vecchia chiesa delle Grazie durante le messe della domenica nel rione di Siena. È la storia di un ragazzo povero, di un ragazzo che non avendo altri mezzi per farsi largo nella vita, usava l'unica possibilità, cioè di dare un senso alla sua esistenza coronale di un sogno che un giorno le avrebbe permesso di fare il cantante lirico, come quello che spesso sentiva alla radio di allora. Ma ci fu qualcuno che lo aiutò? Ma mi risulta che ci fu il maestro Tommaso Madrigali, allora direttore del coro delle Vecchie Grazie, che insieme a diversi amici e conoscenti nuoresi lo convinsero nel 1949 a sostenere un'audizione a Nuoro per un concorso di voci nuove che allora l'ENAL proponeva. Concorso che Nello Pirisino superò agevolmente e lo portò di conseguenza alla selezione regionale di Sassari, dove si impose nettamente come un'emergente promessa della Liga e il diritto di partecipare nel 1950 al concorso nazionale di Bologna, concorso in cui Nedo Perisino si impose nettamente al secondo posto su 155 concorrenti in tutta Italia. Brillantissima vittoria quella che gli permise di frequentare il conservatorio e di ottenere anche per un anno la borsa di studio concessa dallo Stato. Purtroppo l'anno di sostegno della borsa di studio per il giovane Nedo Perisino dopo iniziarono dei momenti difficili, dal momento che la famiglia poverissima da Nuoro non poteva sostenerlo negli studi. Furono tempi di rinuncia e di grandi difficoltà, ricordava spesso Nedo Perisino l'anziano, perché non avendo mezzi necessari per affrontare gli studi dovette rinunciare a intraprendere quell'ambita carriera di tenore lirico che lui aveva sempre sognato. Fortunatamente comunque vinse un concorso per entrare a far parte del coro dell'Accademia Romana di Santa Cecilia, che seppure non grande gli permetteva di ottenere uno stipendio mensile, nella speranza comunque di avere una migliore sistemazione. Partecipò in seguito infatti al coro della RAI, che vinse agevolmente e lo portò di conseguenza a una sistemazione migliore, fino ad arrivare a realizzare un altro sogno della sua vita, quello di entrare a far parte del coro della Cappella Sistina in Vaticano. Sogno che realizzò quando il maestro Domenico Bartolucci lo chiamò a farne parte.
Con la Sistina ha intrapreso una lunga carriera fino al 1989, carriera che fu fatta di numerose tournée negli Stati Uniti, Filippine, Australia, Canada, Spagna, Olanda, Lussemburgo, Germania e numerosi concerti in tutta Italia. Dopo una lunga carriera, Nedo Perisino morì a Roma il 22 gennaio del 2003. Di lui purtroppo resta soltanto poche incisioni, tra cui una rarissima incisione discografica del 1954 tratta dalla famosa canzone Ideale di Francesco Paolo Tosti. Io ti seguì come rida di pace lungo la via del cielo. Io ti seguì come un'amica pace della notte nel vero. Ti sentì nella luce, nell'aria, nel profumo dei fiori, e fu piena la stanza solitaria di te dei tuoi splendori. Interrapito al suon della tua voce, lungamente sognai, e della terra ogni affanno, ogni croce, in quel giorno scordai. Torno, coro ideal, torno un istante a sorridermi ancora, e a me risplenderà nel tuo sembiante una novella aurora. E riguardo a Diego Tanchis, ebbe una carriera come cantante? Riguardo a Diego Tanchis, purtroppo bisogna parlare di una carriera mai decollata. Diego Tanchis, infatti, classe 1933, fratello minore dell'altro cantante Giuseppe Tanchis, da giovanissimo si dimostrò come una promettente voce lirica, una voce matura, una voce che attendeva soltanto di essere perfezionata presso un conservatorio musicale. Dotato di una duttile e generosa voce da basso baritono, Diego Tanchis fece parte della storica formazione del coro di Nuoro, che nel 1955 partecipò alla trasmissione radiofonica Campanile d'Oro, che vedeva in gara tutte le regioni d'Italia. Gara che portò la Sardegna in finalissima, e questo grazie anche al contributo canoro di Diego Tanchis, che eseguì con successo la nota canzone Ziatatana Paragone. Purtroppo qualche tempo dopo quella indimenticabile esibizione, Diego subì un grave incidente automobilistico
con gravi complicazioni che ne portarono a una complicazione con una degenza che durò per tutto il resto della vita. Diego Tanks morì infatti a Nuoro a 71 anni il 6 aprile del 2004. Di lui purtroppo non sono rimaste che pochissime registrazioni canore. Tra queste una rarissima registrazione artigianale del 1955. Si tratta della canzone dell'Ubriaco, una canzone composta dal compositore russo Modest Mussorgsky nel 1854. Da notare che nonostante le mediocri qualità dell'audio, sono evidenti le qualità vocali di questo cantante nuorese che indubbiamente aveva tutte le carte in regola per intraprendere una brillante carriera artistica. A Giuseppe Tanchisi andò diversamente. Certo, la carriera di Giuseppe Tanchisi andò diversamente, anche se solo in parte. Infatti, anche per lui si può parlare di una carriera intrapresa sotto i migliori auspici e sfortunatamente non portata a termine. Classe 1929, quest'anno ha felicemente compiuto i 94 anni, infatti, per Giuseppe Tanchisi, come per l'amico collega Nedo Perisino, si prospettò da subito una brillante e promettente carriera lirica. Dopo iniziare gli studi presso il Conservatorio di Cagliari, Giuseppe Tanchisi proseguì in quello di Santa Cecilia di Roma, studi che purtroppo dovette interrompere dopo un anno per sopraggiunti gravi problemi di famiglia a causa appunto del grave incidente accorso al fratello Diego. Rientrato a Nuoro, Giuseppe Tanchisi si dimostrò pienamente nel campo corale nuorese, diventando grande tenore solista della corale Santa Maria della Neve, diretta allora da Don Pietro Cottu, nel coro della cattedrale, diretto da Don Sergio Pira, e nel coro del coro Barbagia di Nuoro, diretto dal maestro Banneddu Ruiu, dove fu insuperato e insuperabile interprete del brano Non poto riposare, da lui lanciato nel 1968. Del lavoro discografico della RCA italiana dal titolo Sardegna canta e prega. Di lui, di quel periodo della corale Santa Maria della Neve, resta la seguente registrazione del 1963, dove Giuseppe Tanchisi interpreta il brano Amor ti vieta della Fedora di Umberto Giordano, al pianoforte la maestra professoressa Maria Rosaria Denti.